Bentornati, seconda parte di LBA On Air. Vedete come il basket, Bagatta, Galanda, Accotto, anche se le signore per cognome no, magari Gaia. Allora, prima di dare la parola a Gaia abbiamo il cestino, mi dimentico sempre, facciamo, apriamo, allarghiamo, grande, wow. Però devi passarla a lei. Sì, qua dobbiamo fare la lay-up. Sai che adesso stanno per introdurre Pensavo mi difendesse lei per sai quello. che nel basket c'è l'idea, e non mi sembra fatto male di introdurre come nell'hockey su ghiaccio l'assist di terza, cioè sai che l'hockey c'è chi segna il gol, il passaggio per il gol, ma anche il passaggio prima, che molte volte è fondamentale. C'è un'idea nella pallacanestro di aggiungere anche un assist primordiale che dovevi fare tu e non hai fatto, se non altro per sono vecchio cortesia. stile. Onestamente poi tra l'altro sì, l'assist di terza secondo me non lo so, cozza un po' con la velocità del campionato, perché Però ogni veloci, tanto il passaggio che inizia l'azione, che poi va a concludersi, potrebbe essere fondamentale. Ma questo è un altro argomento, perché siamo arrivati nel mondo dei social e vediamo, nel senso buono del termine, chi è la vittima di Gaia per questa settimana. La vittima è Pietro Aradori, adesso vedremo, vi farò un po' sorridere perché ne vedremo veramente delle belle. Cioè, ti sei collegata con casa Aradori? Sì, esatto, mi ha telefonato al termine di un allenamento e abbiamo un po' chiacchierato su un certo hashtag FSSUB, ma lo vedremo nel video perché fa abbastanza sorridere. Agevoliamo quindi il tutto. Sì. Buonasera! Buonasera a te, come andiamo? Io sto bene, tu come stai? Bene, bene, dai, appena tornato all'allenamento. Tutto bene allenamento? Sì, sì, tranquillo. Giocando 2 volte a settimana è abbastanza tranquillo, dai. Hai un bulldog francese tu? Sì. Che si chiama Bomber. E ho visto che si chiama Bomber. Il tuo è un po' uno stile di vita, essere un Bomber. No, ma lui se l'è scelto da solo. Ah sì? Senti, ma tu sei molto attivo anche sui social, in particolare su Instagram, hai più di 60.000 follower. Sì, beh, ci provo, dai. Sei un po' un influencer giocatore? No, non mi piace quella cosa di influencer. Meno male. Lo è chiunque, una ragazzina mette una foto al supermercato e diventa influencer. Siamo tutti un po' influencer. Sì, non mi piace. No, è un modo per stare in contatto con la gente, per farmi conoscere, e così la prendo sul ridere, sullo scherzare, e faccio così, dai. Ma ho visto che sei molto attento anche al look. Adesso hai il cappellino, ma volevo sapere come sta il tuo bulbo imperiale. Il mio bulbo male adesso. Vengo dall'allenamento direttamente, quindi il mio bulbo sta male. Normalmente i giocatori americani utilizzano degli hashtag con degli acronimi, no? Tipo TBT, LOL e altre cose che magari comprendono delle parolacce, quindi non sto a specificare, ma io so che voi della nazionale ve ne siete inventati uno vostro, FSSUB. Sì, più che con la nazionale è stato inventato? io con il mio gruppo di amici. Tu sei stato? No, vabbè, adesso non voglio prendere i meriti, però è stato più una cosa con il mio gruppo di amici e tra l'altro ce lo siamo anche tatuati. Hashtag è una cosa simpatica. Cosa significa per chi non lo sapesse? Eccolo, proprio un'ignorantata pazzesca. Incredibile. In 8-9 ce lo siamo tatuati. Chi sono questi altri geni del male? Sono amici miei di livello. Ovviamente. Categoria A, categoria. E diciamo a chi non lo sa che cosa significa. FSSUB vuol dire fotta e sega sono un bomber. Ecco, te l'ho detto, bomber. Uno stile di vita. Questa videochiamata io ero curiosa di vedere live la tua Dog's Face. Hai addirittura un album su Instagram con le tue storie, con questa faccia che però lascerai fare prima a te che a me, che penso ti venga meglio. Come questa è la Dog's Face? La faccia non è la più brutta che puoi fare, però è una faccia tipo mezzo sorpreso, tipo quella che nelle emoticon viene rappresentata con i 2 occhi. Ah sì, quegli occhi che usiamo tutti quando c'è qualcosa tipo stralunato. Devi fare così. Senti se accetti la mia sfida. Okay. Tu fai lo screenshot, ok? Poi lo devi pubblicare con il tuo hashtag e poi anche LBA On Air. Sei pronto? Ok. Vabbè, però non ridere. Già mi viene da ridere. Ok, dai. 3, 2, 1. Vai.
Peppe, l'ho vista un pezzo. Guarda, la prossima vittima sarà Pietro Aradori, mi ha detto, guarda, tranquilla perché ti divertirai anche con lui. Farò una classifica del più simpatico alla fine. Poi io e Peppe siamo molto amici, quindi sei partita dai due giusti. Grazie Pietro per questa chiacchierata grazie a te della chiamata e bocca al lupo per tutto. Ciao, un bacio. Ciao a voi, ciao a te. Davvero super Pietro Aradori, tra l'altro la storia dei capelli, quando era molto giovane giocava a Cantù e io lo massacravo, ai tempi facciamo l'Eurolega su Sport Italia. Perché... praticamente non seguiva i consigli di uno che poteva essere suo padre, ma metteva sempre questo cappellino di lana stile rapper e sotto c'era veramente di tutto e di più. Ha migliorato su questo, sull'hashtag invece direi di no. Ma lui ne va fiero di questo FSSB. È contento lui, però super. Tra l'altro hai nominato giustamente Poeta, settimana scorsa Poeta, questa settimana Aradori, domenica si sono incontrati, Torino battuta da Bologna, Aradori ne ha messi 18 e tra gli italiani che fanno la differenza c'è Pietro, quindi fuori dal campo super, ma anche in campo direi una buona notizia per la nazionale. Anche quindi... Poeta ha giocato molto bene, quindi non vorrei dire, ma le nostre interviste portano fortuna. Quindi ragazzi, se volete cascare nelle mani di Gaia basta iscriversi, quindi sapete dove trovarci, la Lega ovviamente ci recupera in un attimo. In attesa di vedere chi sarà la prossima vittima della settimana per la prossima puntata, andiamo a parlare di MVP, ovvero daremo a termine dell'edizione di questa settimana chi è il migliore per quelli che hanno votato sul sito della Lega, quindi non per noi, non per la Lega, ma per i nostri telespettatori e per tutti quelli che sui social navigano appassionati di basket. Abbiamo ovviamente 4 candidati e vediamo, caro Jack, un po' di immagini che riguardano innanzitutto, dovremmo iniziare con Caleb Green, che è una delle forze di Avellino. Eccoli qua, avete visto i 4 candidati, scopriamo prima il primo, Caleb Green, che in questa tornata ne ha messi 29 con 9 rimbalzi contro Varese, pur vincendo a Varese 4. Tu dimmi come può un giocatore, poi parliamo anche di Ricci che ha fatto anche peggio o meglio, dipende dai punti di vista, passare da 4 punti a 29 come se niente fosse. Ma guarda, a parte che non lo scopriamo perché Caleb Green insomma, ha avuto un inizio di campionato veramente entusiasmante. Credo che giochi in una grande squadra, questo è un po' il segreto, nel senso che fai 4 punti e vince la partita. Abbiamo già cambiato tabellone, siamo questo il tuo amico LJ No, non è tanto mio amico, ovviamente lo conosco, però questo è il mio MVP della settimana. 35 punti per Pick che... con Dominic Johnson, non diciamo che ha vinto da solo la partita di Pistoia a Sassari, però la metà dei punti di Pistoia li hanno realizzati in 2 in pratica. Sì, Pistoia non ci può essere un solo giocatore che vince una partita per Pistoia, perché comunque è un roster piuttosto ridotto. Questo è un ragazzo molto interessante, giovanissimo, un grandissimo prospetto e Pistoia ha bisogno di lui. Non tanto giovane, non tanto prospetto, ma super interessante per Varese, Tyler Kane, 13 rimbalzi, 16 punti, forse il pivot assieme a Tarczewski che fa più la differenza in campionato in questo momento, e l'open job Metis ovviamente ha solo da ricavarne. Lasciamo Kane con un paio di sue schiacciate che hanno praticamente risolto la partita a Cremona, e questo dal posticipo di lunedì è James Blackmon che ne ha messi 27 per Pesaro, che è andato a vincere a Days sul campo di Cantù. Anche come dicevi tu per Pistoia, situazione abbastanza simile per Pesaro, non è un solo giocatore che può vincere, ma in questo caso 3 o 4 che hanno i polpastrelli molto molto ispirati e hanno tanti punti nelle mani. Magari poi fanno arrabbiare Cedro Galli, che è l'allenatore, perché delle volte non gestiscono. Arrabbiare anche il parrucchiere, se non sbaglio, però. Sì, era un po' di tempo. Lui giocava a Indiana prima. Devo dire la verità che ultimamente ha cambiato in peggio, nel senso buono del termine, la pettinatura, però direi che sul campo continua quello che faceva vedere con l'Università di Indiana, che è la più celebre d'America per quello che trio di americani Pesaro molto interessante, è comunque una squadra tutti giovani, un po' come Pistoia, non tanto per giovani, comunque che voglio dire, il nostro è un campionato, lo dicevo prima, un campionato interessante quest'anno veramente. È figlio d'arte, sapete, il padre è stato uno degli allenatori più vincenti dell'high school dell'Indiana, è stato anche giocatore dell'Università del Kentucky.
Ok, quindi perfetto. Quindi abbiamo un... tra Kentucky e Indiana direi la culla del basket. Senti, io voglio farvi vedere un vero genio, non so se del male o del bene, che cosa è riuscito a fare, celebrando in questo caso un giocatore come Stephen Curry, ma poteva metterci chiunque, poteva esserci Mike James, questo tifoso. Questo io lo voglio, Questo qui, tra l'altro, è homemade, però si può fare anche con, che ne so, se sei tifoso di Milano James, piuttosto Pic se sei tifoso di Pistoia, che ne so, Lido se sei tifoso di Reggio Emilia. È un suggerimento che diamo ai nostri amici, applicabilissimo a qualsiasi tergicristallo. Ho visto un cerotto bianco sul tergicristallo posteriore. È fatto, diciamo così, è fatto in casa. No, però io sposo assolutamente queste perfetto, cose. A Natale te lo regalo, noi Grazie. ci vediamo e con questo poi chiuderemo la seconda parte, un po' di funny video del mondo del basket ispirati appunto da questo tergicristallo tutto particolare. Then what makes